Va ora in onda la rassegna stampa. Vai Sammy, vai. Pompa. Sì, di più. Dai, Sammy, parti, pompa. Ancora di più. Sì, dai, forza. 1, 2, 3, 4. È il momento della pompa. Già, siamo a caccia della pompa. Quanto costa oggi la pompa? Bella domanda, signore e signori. La pompa quest'oggi sarà conveniente oppure no? Ce la faranno pagare e tanto come fosse oro colato? Tranquilli, è arrivato Mr. Prezzi. Ok, tirami un po' sulla base che faccio. Well, I'm Mr. Prezzi. Ok, mi hanno chiamato. Devo lavorare. Io oggi vado a bussare dentro i benzinai e guardo prezzi, se troppo alti io segno. Wow. Segno prezzi. Sì, segno prezzi. Sì, segno prezzi. E poi chiamo guardia di finanza. Yeah. Oh, well. Guardia di finanza. Che fa la guardia di finanza? Appunto, che fa la guardia di finanza? Mister Prezzi, dove sei? Buongiorno Simone, come stai? No, benzina per la moto c'è? C'è ancora, ok? Non vai a diesel, non vai a gas, non vai a corrente, come Natalia c'è una moto elettrica, vedi? Lei è avanti. Buongiorno da Sammy Varin. Sì, la guerra per le pompe, e pare che ci siano troppi furbetti in giro, ragazzi, trovano le scuse più banali, ma non mi è arrivata la segnalazione. Però gli vogliamo bene, non ci arrabbiamo, perché sono l'ultima ruota del carro i benzinai, quindi davvero non dovete arrabbiarvi se attendono ad abbassare il prezzo o lo alzano quando si sta per abbassare. D'altronde pare che facciano così anche in parte della grande distribuzione, quindi che sarà mai? Il buongiorno si sente dal Varin. Dai, pompa alle 7.35 c'è Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà, multipiattaforma, naturalmente. Quello che mi vedete lì sono io su Facebook, su YouTube, sul sito di Radio Libertà, ma io ci sono un po' ovunque, sono sulla radio e sulla banda DAB della vostra autoradio, della vostra radiolino portatile, mi portate veramente ovunque. Ancora più facilmente sono qui in via Bellerio 41 a Milano, nel fortino della Lega, e se passate di qua anche alle 7 del mattino citofonate Varin, io ci sono, vi apro, ci beviamo un caffè padano e magari cominciamo insieme questa rassegna stampa che diventa ogni giorno sempre più potente, ragazzi. Cioè abbiamo di quelle robe oggi da dire che non vedo l'ora, se non fosse che io tergiverso, sono come un tergicristallo, faccio picciu e leggo i vostri WhatsApp che mi spedite già a quest'ora, perché siete matti, al 340 6709 659. Volete un esempio? Attenzione, questo si è svegliato adesso e mi dice: Sammy, quanto ci metti a caricare nel podcast la registrazione guest star? Dai, fannullone, pensi solo ad andare in vacanza, fa qualcosa di buon. Te l'ho caricata ieri, solo che non si chiama guest star, ma si chiama filo diretto. Ok? Guarda bene nella sezione podcast sul sito radiolibertà.net.
La trasmissione si chiama Filo Diretto perché non c'era la denominazione guest star, abbiamo appena inventato questa nuova trasmissione pilota che è partita lunedì scorso. Chiaramente devi cercare Filo Diretto di lunedì ore 21, che è l'orario in cui è partito. Ce la fai? Sono sicuro che ce la fai. Poi chiaramente da settembre, quando partirà la trasmissione ufficiale, avrà un suo orario, un suo giorno preciso, sarà tutto più semplice. Questi sono gli esperimenti che facciamo, lo sapete amici, questa radio è un piccolo chimico. Ciao Sammy, potrei avere il video di Pontida? E adesso, ma guarda questi cosa pretendono, pretenziosi. Va bene, farò del mio meglio, io sono un polipo qui, praticamente mentre faccio la rassegna stampa e piru, clicco, mollo, bisogna fare di tutto qua, veramente. Questo ce l'ha col gasolio. Siamo a sfondo porno, attenzione, Mauro da Cermenate comincia a vedere cose già alle 7:36 del mattino, ti immagini più avanti? Mauro, ieri Tamoil Novedratese vicino Mariano Comense 2,07 il gasolio. Però, ma neanche tanto, no, dai, no, poteva andarti peggio, T'ho detto, sull'autostrada, sempre quella, la Milano-Varese che io faccio, da Varese verso Milano, è 2,450. Sì, è aumentato di nuovo. Sai, in vista dei futuri rincari, uno dice no, adesso si stanno menando tutti, si mette anche l'Iran, aumentiamo ancora. Però ripeto, sono quelle stazioni autostradali che non bisogna guardare proprio, a meno che proprio non rimani a piedi, ok? Vogliamo bene anche a questi. Volete farli morire di fame, poveracci? Cavolo, mi raccomando, non fermiamoci quando la pompa costa troppo. Dai, si è deciso di portare il prezzo del carburante a 2 euro al litro con la scusa degli alti e bassi, è ormai chiaro. Inoltre non mi stancherò mai di chiedere al governo che ho votato di riallacciare i rapporti economici con la Russia. Parole sante anche queste. E però tutto attaccato. A proposito di Russia, ti faccio vedere le ultime agenzie, perché qua non si mette mica bene. Attacco russo in Ucraina, raffica di missili, almeno 8 morti, tra cui 2 bambine, esplosioni anche a Kiev, la rabbia di Putin dopo la visita di Zelensky a Trump. Si è offeso Putin perché Zelensky è andato a parlare con Trump. Inoltre, massicci bombardamenti statunitensi in Iran. Gli Stati Uniti dicono colpiti decine di obiettivi militari. L'Arabia si unisce, Arabia con una B sola, l'Arabia si unisce ai raid americani contro Teheran. In poche parole si sta allargando il conflitto, ma io che non mi fido vado su Repubblica, vediamo il sito elettronico. Prima di tutto Striscia Rossa, sequestrata migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Vabbè, diciamo che erano un poco modificati magari, ormai si usa, è normale, sono bici elettriche che vengono modificate e praticamente hanno un vero e proprio acceleratore e filano di brutto. Ma sul sito di Repubblica, e che poi fa scena anche su molti cartacei, riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, l'Unione Europea accende un faro sul riconoscimento facciale. Insomma, il volto diventa impronta biometrica. Ci sono dubbi sulla privacy, sulle schedature, quando mai, ma è un sistema utilizzato ormai dappertutto. Quindi, signore e signori, direi che è inutile che ci stracciamo le vesti. Non stracciamo. E anche qui, naturalmente, raffica di missili russi, colpita una palazzina, 6 morti, tra cui 2 bambine, esplosioni a Kiev, una vittima, cose che quasi non ci fanno né caldo né freddo. L'unica cosa che ci fa un pochino pensare è che è riapparso Di Maio a Montecitorio e che parla di Hormuz dicendo cose assolutamente inutili e dicendo io sono rinato dopo il flop.
e ci fa piacere e proviamo una certa invidia. Diciamolo. Dai, vado. Mi tuffo, signori, grazie ai vostri messaggi che mi rincuorano, perché mi dicono: Sammy Varin, non sei solo tu con Simone che mi guarda, anzi non mi guarda neanche lo sguardo fisso, perché ha guardato l'Odissea ieri, è rimasto lì con i personaggi. Chi ti senti, Simone? A chi assomigli più del film L'Odissea? Dai, dimmelo. Punti in alto, Ulisse? C'è niente a che vedere, no? Con chi? Figlio Telemaco? Un po' di Telemaco, un pochettino, va bene. Comunque ognuno di voi, se andrete a vedere Ulisse, non potete non aver visto Ulisse, vi impressionerà così tanto che uscirete, che sarete uno di quei personaggi, davvero. Basta che non facciate cazzate. Mi raccomando, che in quel film se ne fanno già tante, vediamo di non farne ulteriori, che siamo già pieni. Fammi entrare, sto bussando al software famoso che non mi fa vedere i giornali che non siano comunisti, e allora io, per essere sicuro, diamo la possibilità ai nostri ascoltatori di godere del giornale più amato, veramente il più amato. Quello che ci manca tanto è l'Unità, e da quando l'Unità non esce più e il PD ha promesso di comprarlo, sono passate settimane e siamo sempre qui che ogni mattina andiamo persino sul sito internet dell'Unità, cioè capisci come siamo malati gravemente, e niente, è sempre aggiornato a un mese fa e passa. Per fortuna che c'è il manifesto, e allora €1,50, signori, se avete una dote comunista che volete portare avanti questa mattina e ci vuole, con sto caldo, un po' di comunismo, ecco il quotidiano Il Manifesto per voi. Rieducational Channel è un canale rieducativo, si vede una telecamera. Attenzione che questa è difficile e non so se riesco a spiegarvela. La destra alza il tiro della repressione. Schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, cioè prima che c'è la protesta tu passi e ti fanno il filmetto e ti schedano. Capito mi hai? Allora non ho capito, cioè, ma con tutte le telecamere che ci sono in giro, cosa te ne frega? È un nuovo reato, signori, che arriva: l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, ok? Il manifesto sono troppo avanti, signori, e per loro non dovrebbe esistere neanche la polizia. Ti immagini se ti fanno il filmetto con la telecamera? Scandalo, amore, mi hanno fatto il filmetto. Il manifesto lo amiamo certamente, con la sua Reeducational Channel, e poi sotto, e qui c'ha ragione, Iran, la guerra si è già allargata. La Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh-Washington in Iraq, e soprattutto anche l'Egitto comincia ad avere qualche problemino, e gli è caduto qualcosa in un campo, ma no, niente di grave, sì, abbiamo spento subito l'incendio, eccetera. Ti immagini gli amici che ci sono in vacanza in Egitto, e ce ne sono andati tanti, signori, anche se giustamente il biglietto d'andata costa pochissimo, quello di ritorno non si sa se te lo fanno pagare, nel senso che non sai se ritorni, no? Dai, scherzo! Buone vacanze a tutti voi, qualunque viaggio stiate facendo, anche pazzi in Egitto, ma ci sarei andato anch'io. Chiaro che dovevo avvisare qua in radio che al limite facevo qualche rassegna stampa da lontano, diciamo così, da lontano. Sto pensando dove andare stamattina. Allora, il mio essere celodurista mi porterebbe sul quotidiano Il Giornale, perché Il Giornale parla del federalismo e io sono come un orsetto. Quando sento parlare federalismo io corro e so che voi siete come me, altrimenti non avreste scelto questo canale. Il giornale, titolo principale: il vaffa di Grillo a Conte. La resa dei conti nei 5 Stelle. Il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito.
lo sapete, no? Adesso bisogna capire chi avrà in mano il marchio del Movimento 5 Stelle. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica: lui considerava Draghi un grillino. E devo dire che ogni quotidiano oggi ha quelle 2-3 pagine tranquille sul Movimento 5 Stelle che farà felici gli amici pentastellati che sono un po' moscettini. Se noi della Lega siamo un po' moscettini, perché prima di Pontida aspettiamo novità e siamo qui che attendiamo, loro sono perennemente moscettini perché novità proprio zero, non hanno nulla davanti che dici beh, potrebbe accadere questa cosa. Vi capiamo e siamo sicuri che prima o poi qualcosa accadrà. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Oltre dalla vaffa di Grillo a Conte, interessante anche Vannacci bocciato in sicurezza. È successo un caso nelle Marche e tra poco ve ne parlo. Sempre sul quotidiano Il Giornale addentro, eccolo qua, i nodi aperti. Imboscata azzurra contro la Premier, Tajani un blitz, l'ok alle preferenze. Si parla di legge elettorale, chiaramente so che ve ne importa poco o niente, però nella riunione di Forza Italia ci sono state critiche a Meloni, il vice premier, lei e Salvini hanno deciso mentre ero a Marcinelle, tensione con Craxi e bla 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 bla. Se vi interessa ci sono paginoni proprio in apertura sul quotidiano Il Giornale, ma che interessa a me, signori e signori, è questa pagina. Il federalismo fiscale. Il governo accelera sulla riforma a costo zero. E ricordiamola questa cosa, una roba a costo zero si dovrebbe sempre fare, anche perché non costa niente. Chissà perché le regioni del sud non la vogliono fare, preferiscono restare così come sono, schiavi di Roma, capito? Lo so, ma ci sono quelli che meglio non rischiare, anche perché hanno persone che li guidano molto spesso che non valgono una cicca frusta. E forse di quelli soprattutto hanno paura, non tanto del federalismo o dell'autonomia, ma di questo parleremo un'altra volta. Il governo, scrive Marcello Astorri oggi sul Giornale, tira dritto sul federalismo fiscale. Bandiera leghista della prima ora sposata pienamente dalla maggioranza di governo. L'idea alla base è di dare alle regioni una sempre maggiore autonomia finanziaria, senza dipendere totalmente dai trasferimenti di Roma. Ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso di andare avanti sul decreto legislativo per l'attuazione della riforma, nonostante il parere negativo della Conferenza unificata con le regioni e gli enti locali, dove non è stata raggiunta l'unanimità, pur registrando una valutazione positiva a maggioranza sul provvedimento portato avanti dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. Il via libera del Consiglio dei Ministri, che ha preso atto della mancata intesa, rappresenta un segnale politico chiaro per spingere sull'acceleratore di una riforma che attende di essere attuata ormai da 25 anni. Si tratta di un intervento a costo zero, significa che non comporterà un aumento delle tasse per i cittadini né un aggravio alle casse dello Stato. Quello che cambierà, in sostanza, sono 8 miliardi di fondi che in buona sostanza cambieranno veste, divenendo entrate dirette nelle regioni e non più un trasferimento dallo Stato centrale alle regioni, capito? Quindi 8 miliardi che resteranno alle regioni e non saranno trasferite da Roma alle regioni. Alle regioni, una volta approvata la riforma, saranno distribuiti 5,82 miliardi di compartecipazione all'IRPEF, un totale composto da 5,2 miliardi del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione IVA, 110 milioni per l'erogazione gratuita di libri di testo, 34 milioni dal Fondo per il diritto allo studio. Alle province invece passerà l'incasso di 2,11 miliardi entro il 2030 per compensare l'addio all'addizionale RC Auto.
Rimangono a bocca asciutta i comuni che per il momento non sono compresi nelle compartecipazioni all'IRPEF, ma in futuro le cose potrebbero cambiare anche per loro. Nella conferenza unificata le obiezioni riguardano non tanto l'ammontare delle risorse, ma il fatto che queste avrebbero importi fissi e non dinamici, vale a dire che aumentano all'aumentare del gettito IRPEF a livello nazionale. Il testo approvato ieri però include anche alcune modifiche per andare incontro alle esigenze degli enti locali. Negli allegati, aggiunto Calderoli, sono presenti le modifiche approvate dalla Ragioneria, perché senza l'ok della Ragioneria, che è riferimento del MEF e delle finanze, ovviamente nulla può essere accolto. Io ho recepito le richieste degli enti territoriali. Se si vuole avere un pochino più la manica larga, anche da me non sarebbe condannato. E poi entrambi, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e lo stesso Calderoli, avremmo voluto poter fare e dare di più, ma abbiamo dovuto fare i conti con le risorse a disposizione. Dalle mie parti si dice: la polenta si fa con la farina che hai a disposizione. Ora l'iter della riforma proseguirà. Il ministro per gli affari regionali ha auspicato che i pareri delle commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale arrivino prima della pausa estiva, altrimenti i deputati e senatori devono venire il 15 e il 16 agosto. Scade infatti il 29 agosto il termine per dare attuazione all'esercizio della delega in cui rientra il decreto legislativo. Dopo il parere delle Camere, il testo tornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale. Insomma, ho voluto leggervi questa pappardella perché per chi è della Lega e per chi crede davvero in un'autonomia e in regioni che possono funzionare molto meglio facendo risparmiare l'intero Stato, questo è pane. E vi ricordo anche le tappe di questa autonomia, di questo federalismo fiscale. Si cominciò con la devolution. Nel 2004 la riforma dava autonomia su scuola e sanità. La devolution fu bocciata nel 2006. Poi il federalismo fiscale nel 2009, autonomia di entrata e di spesa agli enti locali sui costi standard. Numero 3, legge Calderoli, l'autonomia differenziata dalle regioni maggiori poteri su 23 materie. E poi tributi regionali. L'ultimo DL prevede un finanziamento basato sul gettito tributario. Ne parla quest'oggi, e devo dire in esclusiva, ieri se ne era parlato in maniera più tecnica, quest'oggi se ne parla sul quotidiano Il Giornale, assolutamente da comprare, anche perché nella pagina successiva si parla di altro. Sì, prima di tutto di un qualcosa, a mio parere anche giusto, se non fanno cazzate, dei domiciliari ai tossicodipendenti. È epocale, dice Nordio. 10.000 detenuti tossicodipendenti usciranno dalle carceri per farsi curare. È chiaro che ci viene il dubbiettino, dici farsi curare dove? E da lì poi potranno uscire, punto di domanda. Oltre a questo, il governo va avanti anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli agenti. Ma il centrosinistra si infuria e dice no per l'ennesima volta. Insomma, Francesca Neri, a pagina 10 del Giornale, scrive: è svolta sulla sicurezza. Ieri è arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Poi il governo ha accelerato sul riconoscimento facciale per le forze di polizia. Ciò che lega i due provvedimenti è l'ira del centrosinistra. Li abbiamo fatti incazzare. Infatti, per quanto riguarda i detenuti tossicodipendenti, gran parte dell'opposizione si è astenuta dal voto, mentre si è infuriata sul provvedimento per il riconoscimento facciale, denunciando di dare troppi poteri alle forze dell'ordine. E qua mi fermo, ma ragazzi miei, mai una gioia, ne facessimo una giusta per loro,
Taglio basso, signori, questa interessa a voi. Signori, che sta combinando Vannacci? Da troppi giorni non lo sentiamo e vedete tutte quelle vignette romane. Io non le guardo neanche, una roba che... Ma vedere le cose romanesche è l'antica Roma. Io t'ho detto, sono rimasto al manifestino dei giovani padani con il Colosseo che brucia e con scritto in grande: Roma brucia, Milano capitale. Oh signor, cosa devo fare? Sono bacato, lasciatemi stare. Sicurezza, il grande flop del sindaco di Vannacci. Eccolo qui, generale traditore di cui io sono innamorato, generale, te lo ricordo. Io ci scherzo, ma cioè per me sei una persona importante, figa, c'è bisogno di uno come te in politica, uno che sappia imbrogliare, quella roba lì, insomma, deve convincere, deve attirare fiducia, capito? Poi fa niente, se ti dà la mano ti promette una cosa e poi non è vera, ti trovi fregato, ma lo fanno tutti i politici, dai, chi è che riesce a fare quello che promette? Nessuno, e quindi Sammy Varin non te la prendere con Vannacci, tanto tra qualche mese sarà con noi in Parlamento. Sicurezza, il grande flop del sindaco di Vannacci. Roberto Vannacci lo aveva indicato come il sindaco da prendere a modello sulla sicurezza, ma Fratelli d'Italia racconta una storia diversa. Fabrizio Ciarapica, primo cittadino di Civitanova Marche in quota futuro nazionale, è stato messo sotto accusa sul terreno che avrebbe dovuto essere il suo punto di forza, signore e signori, il controllo del territorio. Il primo partito della maggioranza ha chiesto un cambio di rotta immediato, lasciando intravedere una verifica politica. I meloniani hanno convocato una conferenza stampa per contestare la gestione della sicurezza urbana. Il quadro è pesante: aggressioni, pestaggi, risse sul lungomare, commercianti esasperati dalla mala movida. Perentorio il consigliere regionale Borroni: come partito riteniamo importante fare un punto sulla situazione. Ci sono state aggressioni sul lungomare Piermarini, un pestaggio, ripetute risse, i commercianti che chiedono di non improvvisare sulla sicurezza. Fratelli d'Italia contesta soprattutto ciò che l'amministrazione non ha fatto. Già nel 2025 il partito aveva chiesto telecamere, vigilanza privata, erano stati stanziati 30.000 euro, mai utilizzati e confluiti nell'avanzo di amministrazione, un dettaglio che misura la distanza tra gli annunci e gli interventi rimasti sulla carta. Oggi non è più possibile aspettare, serve un intervento netto dell'amministrazione nei confronti della mala movida e un cambio di rotta, ha aggiunto Borroni. Insomma, pare che non stia lavorando così bene questo sindaco di Vannacci. Ma c'è Maretta anche in Lombardia. Sto campionando, lo so, sono eccitato. Ma c'è Maretta anche in Lombardia? Per Futuro Nazionale, infatti, sono arrivate le dimissioni del responsabile vicario per la Lombardia con delega per la città metropolitana di Milano e del partito Luca Carleo. La causa è uno degli amministratori delle società del gruppo OPS Ops finite al centro dell'inchiesta della Procura di Milano per presunte frodi da oltre 30 milioni di euro.
Beh, insomma, Fiammavelo, quello che ci regala questa pianista da tanti tanti anni. Lo conoscete anche perché il suo album è in distribuzione agli eventi con Radio Libertà, ad esempio il 20 di settembre a Pontida. Avremo anche il suo CD, richiedetecelo. Questo è uno dei suoi primi album, all'interno c'è Lo scorrere del giorno, inserita in una playlist selezionata proprio da lei, Fiammavelo, per accompagnarvi in queste vacanze che porterete avanti magari in riva al mare, già a quest'ora del mattino, che si sta bene, non c'è nessuno che fa casino, non ci sono radio accese, tranne la vostra, mi state ascoltando, ma avete gli auricolari. Bravi! 8:05, Sammy Varin, buongiorno, buonasera anche a chi ci ascolta in versione replicata tra le 20 e le 21, ancora per qualche giorno, ve lo dico, dalla prossima settimana il sottoscritto Sammy Varin si prende qualche giorno di vacanza, ci sarà il grandissimo Antonino Danna a sostituirmi. Poi dopo Ferragosto arriverà una sorpresa che si chiama Lorenzo, non dico niente di più, ma soprattutto anche la programmazione di Radio Libertà avrà delle novità carucce, non dico niente di più. Per voi che siete a casa, per voi che ci ascolterete dalle vacanze, approfittate e scoprite una Radio Libertà ancora più interessante. Intanto mi rituffo sui quotidiani, non prima di aver letto qualche whatsappino. Buongiorno Sammy, ieri sera a Bolzano, al Kuwait, in zona industriale, il gasolio era 1,999, quindi tanto per dire così Mr. Prezzi non mi rompe i coglioni. Non è male. Ciao Matteo, grazie. Sì, no, come prezzo va bene. L'intento era proprio quello di far scendere il gasolio sotto quota 2. Non ci si riesce da tutte le parti, però voi che passate sempre nelle stesse zone vi accorgete se c'è qualcuno che fa il furbo. Se qualcuno fa il furbo, per favore fotografate e speditemi al 3406709 la foto del prezzo, e io ci ho contatti molto in alto con Mr. Prezzi. Volevamo fare di più, ma non lo facciamo. Caro Sammy, la farina per la polenta c'è, ma non la si vuole fare. Costo zero ed esclusione dei comuni non si conciliano con il federalismo, quello vero ovviamente. Caro ascoltatore, tu lo sai, chi ha di fianco Roberto Calderoli? C'è un'invasione di lupi intorno a lui ed è difficilissimo portare avanti le cose. Lui ha una pazienza davvero incredibile, vedi che ce la sta facendo, e poi un passo alla volta si cerca di accontentare tutti. Non mi stupisco degli attacchi della Russia. I vari paesi europei, Inghilterra, vogliono la guerra e non diplomazia. Zelensky comanda, dà ordini a tutti, europei e America. Dobbiamo riprendere i rapporti con la Russia. E non è la prima volta che mi scrivete questi messaggi al 3406709
659. Si arriva a Lorenzo, spero in meno repliche. Assolutamente, meno repliche più Lorenzo. Dopo glielo dico, perché è il ragazzo che lavora di là con noi in redazione insieme a Beppe e che ci dà una mano sul sito internet di Radio Libertà, radiolibertà.net, dove trovate moltissimi articoli, molti dei quali di persone che hanno fatto una trasmissione in diretta e quindi viene scritto un articolo da mettere su internet, ma molti anche che ci danno una mano scrivendo cose che raramente trovate sui soliti siti. Fateci un giro, radiolibertà.net. Se poi per caso vi scappa il mouse, oh mamma mia, mi è scappato il mouse, in alto a destra, dona ora. C'è la possibilità di aiutare Radio Libertà con una semplice donazione anche di soli 5 euro. Abbiamo detto allora, oggi sul quotidiano Il Giornale, il grande flop del sindaco di Vannacci sull'affare sicurezza, e questo non vi deve assolutamente sfuggire, ma vado in taglio alto della pagina 11, parliamo di piscine, vasche sicure, passa la legge contro i bocchettoni irregolari. Sembrano cavolate, ma abbiamo visto troppi bambini, troppe persone stanno morendo in questi mesi perché attirati dentro, risucchiati da questi bocchettoni irregolari. L'ok in Senato, superato il blocco delle lobby che non segue le norme, chi non segue le norme chiude semplicemente, ok? Perché la cronaca di quest'estate è stata impietosa. La morte della piccola Alice, 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante, ha segnato una linea talmente dolorosa oltre la quale non si vuole andare. Le piscine devono essere luoghi di svago, non scenari di tragedie. Per questo il voto al Senato per aumentare la sicurezza è passato con l'approvazione bipartisan per alzata di mano. La norma che introduce una stretta su impianti pubblici privati aperti al pubblico e a uso collettivo sarà in vigore dal 1 agosto. Pena per chi non rispetta le regole sugli impianti di aspirazione, la chiusura. Punto. E Matteo Salvini ha spinto in modo particolare per accelerare l'iter. A proposito di furbetti, i furbetti della pompa, vabbè, dai, dov'è, me lo arriva, dai, fammelo risentire, pompa, vai, sì! Occhio alla pompa! Occhio alla pompa! Vai! Pompa! Avete capito bene? Bisogna fare attenzione alla pompa, perché c'è qualcuno che ci prende in giro, signori, non abbassa i prezzi quando si devono abbassare. Io ho sempre dato la colpa ai marchi, che sono loro che comandano, li fanno avere al gestore il prezzo, il gestore si deve adeguare. Ma adesso mi pare che ci sia qualcosa di più, ma sono mie sensazioni, assolutamente. Non voglio aizzare nessuno. Fatto sta che siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, a pagina 11, un bel riquadretto scrive: furbetti alla pompa, 3.000 distributori non si sono allineati al taglio delle accise. Ieri il Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise. Su 20.118 impianti totali, in 2.484, il 12,4%, non ci sono state variazioni. In 684, il 3,4%, i prezzi, invece di scendere, sono aumentati. Che strana questa cosa. Dici che hanno sbagliato, che hanno schiacciato il bottone sbagliato. Non lo so, non dico niente, e vi parlo della piscina riservata alle donne, perché anche questa è una roba caruccia. Prove di Sharia, prova 1 2 3 Sharia, prova, prove di Sharia anche a Roma. Sottomissione.
intesa con la comunità islamica, ingresso vietato agli uomini in certe fasce orarie, spazio riservato, ma è polemica politica. E dopo Bolzano ora scoppia il caso Tor Tre Teste. La cosa più interessante della piscina comunale di Tor Tre Teste nella periferia di Roma, un nome degno del terzo capitolo di Come un gatto in tangenziale, naturalmente non è la piscina, è il modo in cui una società liberale reagisce quando incontra una richiesta culturale fondata su un'idea completamente diversa dello spazio pubblico. Nessuno ovviamente ha introdotto la Sharia a Roma, nessun imam ha preso possesso della vasca, nessun regolamento comunale ha stabilito che gli uomini debbano sparire per legge dalle piscine, ma il fatto che intanto, in accordo con la comunità islamica, l'esercizio vieterà l'ingresso agli uomini in determinate fasce orarie nel mese di agosto racconta qualcosa di importante, perché sarebbe ingenuo pensare che la politica culturale di una società si misuri solo su leggi scritte. Le trasformazioni profonde arrivano spesso dietro minuscoli adattamenti, gesti piccoli presentati come innocui, persino gentili. È proprio in questa zona grigia tra libertà individuale e trasformazione dello spazio comune che nasce il caso. Quindi c'è da capire, il vicepresidente della Camera Rampelli, quando dice che si tratta di un primo spudorato esperimento di introdurre norme islamiche all'interno delle nostre vite. Il fatto non è se una donna debba poter scegliere un luogo in cui sentirsi più libera e a proprio agio. Una società aperta lo deve di certo consentire, ma l'Occidente moderno ha costruito una parte essenziale della sua identità sull'idea che lo spazio comune sia il luogo dell'incontro, non della separazione. Vale per la scuola, l'università, il lavoro, le istituzioni. Il rischio, in casi come questo, è sottile ed è che una serie di accomodamenti apparentemente irrisori finiscano per modificare lentamente ciò che una società considera normale. E qua mi fermo, ma l'articolo di Valeria Braghieri quest'oggi sul quotidiano. Che quotidiano è? È il giornale! Deve assolutamente interessarvi, per cui alzate il culo dal divano, avete capito bene, è un ordine, e andate a comprare almeno il giornale, un giornale alla settimana, signori, non fate i tirchi, perché nella pagina successiva, carina carina, c'è una cosa che non vi aspettate, la Coca-Cola, la prima parola che Sammy Varin ha detto quando avevo, quanti anni, 2, 3, 4, ho indicato la Coca-Cola, e perché ero un gran bevone di Coca-Cola fin dai tempi, nata in un convento fiorentino, la sorpresa della prima Coca-Cola, scrive Marco Gemelli a pagina 19 del quotidiano Il Giornale. Bollicine nell'Arno, scoperta nell'archivio dell'antica farmacia di San Marco la pubblicità di un elisir ricostituente a base di coca e cola che risale alla metà dell'Ottocento, prima della ricetta di Pemberton. Insomma, un'antenata della Coca-Cola nata in riva all'Arno a metà Ottocento, con qualche decennio di anticipo rispetto all'intuizione che fece la fortuna del farmacista americano. È la nuova leggenda gastronomica che sta facendo il giro d'Italia, alimentando suggestioni. Non a caso, come spesso accade quando si parla di Firenze, realtà e mito finiscono per intrecciarsi. Dopo il caso della forchetta, che secondo la tradizione sarebbe arrivata alla corte di Francia grazie a Caterina de' Medici, o quella del gelato, la cui invenzione viene comunemente attribuita all'architetto rinascimentale Bernardo Buontalenti, adesso tocca la più celebre bevanda gassata del pianeta, diventare fiorentina, offrendo suo malgrado un nuovo terreno di disputa. E qua mi fermo, ragazzi, ma anche questo è un articolo da portarvi in spiaggia, d'accordo? Sì, ci piace, lo amiamo. Intanto, commentate, ragazzi, io sto sparlando molto spesso, e voi dovete assolutamente sparlare con me inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, perché questa è una chiacchierata sui quotidiani del giorno
approfittando che ci siete voi e siete in tantissimi, perché mi ascoltate oltre che sulla Radio DAB, sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Libertà, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier con oltre 1 milione di follower, ma anche sul sito di radiolibertà.net e con la radio in giro per l'Italia schiacciando DAB sulla vostra radiolina o sulla vostra autoradio e cercando Radio Libertà siamo in ordine alfabetico. Non avete scuse, in ogni modo ci potete veramente trovare. E sto decidendo cosa guardare. Allora, il Tempo apre con, che quasi tutti comunque hanno un riquadrino più o meno grande su Beppe Grillo, e il Tempo scrive: il grande vaffa, torna Beppe Grillo e bullizza contro i 5 Stelle. La politica li ha cambiati e si sono montati la testa e ora Giuseppe trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Già, perché ci sono anche i fuoriusciti. E infatti nelle pagine successive, oltre a il grande vaffa, sui quotidiani si parla anche di Dibba, e perché no anche di Chelalter, che è ripassato dall'Italia, e Di Maio, e che racconta cose, mamma mia, è di un interessante, non vedo l'ora di non leggervele. Infatti vado dritto a pagina 9, signori, già. E cosa c'è a pagina 9? C'è un evento che, se siete in vacanza, non dovete perdervi, perché c'è la festa della Lega a Cervia e a Milano Marittima. Cosa c'è di meglio? È un mio sogno erotico sentir parlare di buona politica ascoltandola in ciabatte, passeggiando per la spiaggia. Pensa che non sono mai riuscito. Ma cioè sì, nel senso che quando vado al mare, se vado in zone con persone, molto spesso sono fermato da ascoltatori della radio, da qualcuno che mi ha visto in qualche manifestazione e mi chiedono: ma sei Sammy Varin? E io dico puntualmente: no, chi è Sammy? Assolutamente. Poi capiscono che li prendo per il culo e allora si passeggia un po'. Ma passare e per la spiaggia proprio raccontando di buona politica, che ne so, con Roberto Calderoli, anche lui in ciabatte, che comunque più o meno si veste come me, quindi siamo similari, io e Calderoli, pantaloncini corti eccetera, mica come Simone che è sempre come se andasse a una festa a ballare, a bere 3 birre, no, assolutamente. È un sogno ancora per me fare politica in spiaggia, e quindi se siete in zona Milano Marittima Cervia è l'occasione buona, proviamoci. Valori, ideali e territori. Oggi la festa della Lega Romagna. Già, comincia oggi e termina domenica prossima 2 agosto a Cervia, Milano Marittima, la consueta festa della Lega Romagna, organizzata dal deputato e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone. Importante quanto accadrà proprio questa sera alle 20:45 con il dibattito in programma tra il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, il capogruppo di Forza Italia sempre a Montecitorio Enrico Costa e la senatrice di Noi Moderati Maria Stella Gelmini. Wow! Spazio poi oggi alle 21:45 al confronto tra il presidente della regione Veneto, cacchiolina, arriva Stefani, e quello dell'Emilia Romagna De Pascale. Ragazzi, piatto ricco, mici ficco, è il caso, anticipate la partenza per il mare, ragazzi, questa sera alle 21:45 sta gente. Michele De Pascale con Stefani, e rimango a bocca aperta. Entrambi i momenti di incontro saranno moderati dal direttore del Tempo Capezzone. Domani, venerdì 31 luglio alle 21, ci sarà il dibattito tra il sindaco di Treviso Mario Conte, il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, mentre alle 21:45 toccherà al presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia salire sul palco. La serata di sabato 1 agosto vedrà come protagonista il vice premier, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, leader della Lega Matteo Salvini, sabato 1 agosto, intervento alle 21:30. Prima del segretario del Carroccio prenderanno la parola lo stesso Morrone e il sindaco di Forlì Zattini.
Domenica 2 agosto, la serata finale con la partecipazione tra gli altri del segretario generale dell'UGS Capone, del ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che chiuderà l'iniziativa. L'obiettivo della festa è fare sentire quello che è il radicamento sul territorio del nostro movimento, ci spiega Morrone. Ci saranno tanti ospiti, confronti anche con chi la pensa in modo diverso da noi, fare da filo conduttore i nostri ideali, i nostri valori sui temi che sono per noi fondamentali: la sicurezza sul territorio, la vicinanza alle forze dell'ordine, la lotta all'immigrazione clandestina, ma io dico anche l'autonomia. Spendiamo meglio i soldi della gente. E allora, signori, è il caso di dire, se non ci siete voi in quella zona, Cervia, Milano Marittima, a partire da questa sera, avvisate parenti e amici, perché sicuramente c'è qualcuno lì in zona, e si fa una passeggiata e si va a vedere che cosa si racconta alla festa della Lega Romagna. E sono un po' invidioso, infatti sbircerò su Facebook, perché sicuramente qualcuno di questi interventi finisce anche sui social e quindi magari nelle prossime ore lo trasmettiamo. Siete d'accordo? Lo so che vi piace. Mai quanto Luca Zaia. Lo so, siamo innamorati di Luca Zaia. E allora arriviamo a Luca Zaia. Ci sono novità su Luca Zaia? Pronto? Pronto? Ci sono novità. Identificazione facciale, il blitz del governo, titolo principale del quotidiano La Repubblica. Anche la rabbia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, secondo titolo. All'interno, taglio basso, gasolio prezzi alti, lo sconto non decolla, ecco i furbetti. La discesa si ferma a 11 centesimi rispetto ai 17 previsti. I benzinai si difendono, quotazioni decise dai petrolieri. Intanto però il Mimit passa l'elenco dei distributori che non si sono adeguati alla Guardia di Finanza, e anche io è da giorni che vi dico: fate la foto al vostro distributore, non proprio a quello, al gestore, ma comunque ai prezzi. Cerchiamo di capire, perché se sono sopra troppo i 2 euro i prezzi del gasolio, c'è qualcosa che non funziona. Giro la pagina, sono pericolosamente sul quotidiano Repubblica, ma se sono qui c'è un motivo. Prima di tutto, torna Grillo e attacca i 5 Stelle. Il palazzo lo ha cambiato. Conte dice definì Draghi grillino, l'unica battuta che è riuscito a spiccicare. Il leader è senza rivali, ma il partito degli scontenti ingrossa l'astensionismo, scrive così Matteo Pucciarelli. Nel movimento l'unica voce fuori dal coro è Appendino, Raggi defilata, un pezzo di elettori orfani del sogno rivoluzionario. Ma poi attenzione, in taglio basso oggi su Repubblica, concetto vecchio, eccolo qua. Di Maio a Montecitorio parla di Hormuz. Io rinato dopo il flop, signori. Incaricato per l'Unione Europea di seguire il dossier Medio Oriente, è stato ascoltato ieri alla Camera. L'audizione dura un'ora. Di Maio analizza lo scenario di guerra. Sia noi che gli USA non vogliamo un Iran con la bomba atomica. L'unica soluzione è l'accordo diplomatico, e lo fa con una proprietà che farà dire a Enzo Amendola del PD: io ho capito più oggi che con 18 audizioni di Tajani. Che è un complimentone, Anche lì a Quartapelle gli fai complimenti per la ricchezza di spunti. Giulio Tremonti, presidente della commissione, si mostra confidenziale. Ci siamo sempre dati del tu. Il forzista Andrea Orsini lo elogia per la sobrietà e l'efficacia con cui svolge il ruolo. Oh. E allora è diventato bravo davvero questo Di Maio, ragazzi. Io no, e cado dal pero, cado, sono caduto. Bene, un applauso a Di Maio. Che farà Di Maio? Che farà? E va avanti a fare il suo durissimo lavoro e dicendo cose bellissime. Siamo più preoccupati su cosa potrebbe fare un certo Dibba. Sì, di lui si parla su altri quotidiani. Intanto però, motivo per cui sono qui su Repubblica, sfidando anche le vostre ire, perché molti di voi quando si va su Repubblica dicono: quello va su Repubblica, giro da un'altra parte. Bravo, hai fatto bene a girare su Radio 24, perché così non vieni a sapere che
Ecco qua. Interviste TV imitando il Costanzo Show. Il fienile di Zaia sbarca su Mediaset. Oh oh! Iniziavamo a sospettarlo. Allora, la paura principale è che Luca Zaia si facesse un partito. La seconda paura è che entrasse in Forza Italia. La terza, non paura, è che il suo format, perché è un vero e proprio format, questa trasmissione finora è stata una specie di podcast su internet che si chiama Il Fienile, sbarcasse su Mediaset. E devo dire, mi sembra il minore dei mali. Capricci della politica, scrive Lorenzo De Cicco oggi solo su Repubblica. Quando ti chiude una porta, ti può aprire uno studio TV. Raccontano dal Veneto che Luca Zaia sia pronto al debutto sul piccolo schermo. Chez Berlusconi, tendenza marina. Canale Mediaset ancora da definire, Rete 4 o Italia 1. Chissà che ne pensano Mario Giordano e Paolo Del Debbio. L'ex doge, orfano del terzo mandato, che nel suo caso sarebbe stato il quarto, ai ferri cortissimi con Matteo Salvini, lo scrive Repubblica, è pronto a portare il suo podcast Il Fienile, che Rete macina numeri sfavillanti, 110 milioni di utenti unici al mese sui vari social, in televisione. Nei corridoi del palazzo se ne parla dai primi di maggio, quando è venuta fuori la notizia, ricorderete, dell'incontro riservato tra l'ex governatore del Veneto e la primogenita del Cavaliere nella residenza meneghina di quest'ultima a Corso Venezia, e aveva fatto impressione un po' a tutti noi. Simposio politico-editoriale, forse pure catodico, tanto che adesso, trapela nella cerchia di Zaia, il progetto starebbe prendendo corpo sul serio. Non si è ancora alle firme, ma alle trattative sì. Il Fienile mette il parquet. Non più soltanto cuffiette e piattaforme, ma telecamere, luci, quella liturgia tutta italiana per cui se sei in televisione, diceva Umberto Eco, esisti 2 volte. Pare che il format prenderà ispirazione dal Maurizio Costanzo Show, non più la chiacchierata one to one tra le rotoballe, come oggi, ma il salotto, le poltrone, le storie, senza la bacchetta del maestro Demo. Però senza rotoballe è più triste. Io il Fienile lo voglio con le balle di fieno, scusa, vere. Vabbè, qua mi fermo, ragazzi, e l'articolone prosegue grazie a Lorenzo De Cicco che ci ha dato questa anticipazione. Luca Zaia potrebbe arrivare su Rete 4 o su Canale 5, ma chissà che prima faccia un giro qua da noi, visto che anche noi abbiamo questa nuova trasmissione Guest Star, partita lunedì sera su Radio Libertà, con ospitoni della miseria il lunedì dalle 21 alle 23. Abbiamo avuto la puntata 0, ma poi a settembre ricominceremo, e tra i papabili c'è anche un certo Luca Zaia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi ciao, ti sei vista nel film, ti sei vista tu, sei bella ancora di più, senza schermo di sole, con le tue ombre più bella di sempre, senza aver studiato le pose, le tue parole poi nascono da sole, senza un copione, buona la prima, la seconda, la terza, ed infinito per il cuore mio, mai guarito, ferito dagli occhi tuoi, dalle tue labbra e la tua pelle color sabbia, ehi tu, sì, sì, sei proprio tu, fuori dallo schermo, quel sorriso non programmato, eterno. Ehi tu, non puoi guardarmi di più, così mi ferirai dolcemente ancora, nell'eterna città si gira da sempre, sotto pioggia, sole, tempo inclemente. Ti sei già dimenticata di me, queste parole per te. Ti sei dimenticata velocemente, sì, e così. Ehi tu, il mio sogno è finito, mi sono risvegliato nella solita realtà di sempre. Ehi tu, torna nel mio sogno. Back to my dream. Back to my dream. Back to my dream. Torna nel mio sogno. Back to my dream. Back to my dream. Back to my dream. Back to my dream. Back to my
Ditemi se non è carina questa canzone, anche perché lui è un pezzo grosso, anche se è assolutamente sconosciuto, come spesso accade ai ragazzi e ai signori che trasmettono su queste frequenze all'interno della nostra musica indipendente. Si chiama Paolo Audino, Back to My Dream. Paolo Audino è quello che ha scritto, ad esempio, Brivido felino per Mina e Celentano. Oh là là! Ha collaborato a lungo con Amedeo Minghi, ma con moltissimi altri, ha scritto canzoni per i grandi, appare nel dizionario dei cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Insomma, è un pezzo importante della musica italiana, ma si sa, tra quelli che scrivono e rimangono sempre molto lontani dai palchi, si contano sulla punta, ma neanche di una mano, quelli che sono diventati famosi. Paolo Audino, appena uscito con questa Back to My Dream, che mi ha fatto molto piacere proporvi. Con il buongiorno rinnovato, la voce che ascoltate è quella di Sammy Varin. Da quasi 50 anni parlo in microfoni diversi, quest'ultimo, lo vedete, è verde, e mi piace moltissimo il microfono verde che mi hanno dato e non me lo tolgo più. Capito? E voi cosa avete di verde in questo momento sotto mano? Fatemelo sapere. 340-6709-659. Sicuramente le tante feste targate Lega che arrivano in questo weekend avranno qualcosa di verde. Se poi andate alla festa della Lega Romagna, ancor di più, ne ho appena parlato. Ma intanto leggiamo anche un po' di whatsappini arrivati in questi minuti, perché la mia non rassegna stampa, perché non è una vera e propria rassegna stampa, è una chiacchierata tra amici e spesso anche tra nemici, ma almeno parliamo e non ci picchiamo, ha come unico scopo quello di solleticarvi. Piru, vi faccio solletico sotto i piedi e cerco di convincervi, anche voi ascoltatori più indecisi, scrivo, ma dopo cosa gli scrivo? E scrivetemi, che cazzo, 340 67 09 659, un vostro pensiero sull'attualità del giorno, su qualunque notizia vi sia venuta in mente dalla mia rassegna stampa o da qualunque altro canale. 340 67 09 659, in qualunque momento del giorno o della notte, ragazzi, anche se vi svegliate alle 3 di notte, vi viene in mente l'autonomia, devo scrivere qualcosa, e lo so, capita anche a me, mi sveglio alle 3 di notte e penso a Calderoli. Scrivete un WhatsApp 340 67 09 659, il primo che arriva in radio lo legge e ve lo legge in diretta, hai capito? È bello perché così lanciate un discorso. Se arriva Lorenzo spero in meno repliche, questo continua a scrivere sta cosa e lui ha ragione, perché quando arriva l'estate in tutte le radio girano repliche e a Radio Libertà si spera che ne girino un po' di meno, si spera che ne girino un po' di meno, speriamo. Se qualcuno fa il furbo alle pompe, va castigato di brutto, ci scrive Pietro. Pietro, bisogna vedere poi a chi dà la colpa, se dà la colpa al gestore, se dà la colpa al marchio, se dà la colpa a chi. Comunque qualcuno sta facendo il furbo e da tempo veramente addietro. Problema che a Mr. Prezzi sembra un po' sparito dalla circolazione. Mr. Prezzi io non lo vedo, vai visto Mr. Prezzi mai inquadrato con le foto, immagina, video, Mr. Prezzi non ho mai visto. Con la benzina, ma anche gasolio e metano a livelli ormai stratosferici, i tagli alle accise sono pecette, poco più che impercettibili. Alla pompa la sanità pubblica, quella fondamentale perché è universale, che ha un deficit di medici e di mezzi impressionanti, la scuola e le università sempre più in affanno sul pianeta giustizia. Stendiamo un velo pietoso, anche voi giornalisti potete far sapere alla classe politica tutta che sperperare ulteriori quattrini in armamenti come questo programma di indebitamento safe è per l'opinione pubblica intollerabile e immorale. Fate sentire anche voi giornalisti la vostra autorevole voce. Ma Andrea da Certaldo Firenze, sono d'accordissimo con te. Chiaramente tutte queste cose, gli aumenti eccetera e il taglio delle accise sono davvero, come dici tu, delle pecette, ma in questo momento si può fare ben poco se non
strappare. Devi strappare con tutto però, devi strappare con l'Europa. Eh sì, devi strappare anche col governo, sicuramente, fare un nuovo governo. Devi strappare col Presidente della Repubblica, che certamente non permetterà una roba del genere. Devi strappare su tutto. Quindi, per il momento, la cosa principale è che chi davvero ci crede a un cambiamento continui giorno dopo giorno. È una goccia che deve continuare a rompere le balle su questo argomento. Ed è proprio quello che la Lega sta facendo. Ma non può tirare troppo la corda, altrimenti le dicono fuori ed entra qualcun altro al posto suo. Ma quel qualcun altro non può certamente essere come la Lega o peggio ancora, quindi non parliamo di Vannacci, capisci? L'ideale, e questo è il mio sogno di fantapolitica, mi perdonino chi vota Forza Italia, sarebbe che Forza Italia rompesse, se ne uscisse, e visto che Vannacci, che io amo e che mi ha tradito, quindi sono amato e tradito, ha ormai voti come Forza Italia, si sta avvicinando, che entrasse al posto di Forza Italia. Nel mio giochino della fantapolitica potrebbe andare così. Poi non so cosa succede perché, ripeto, Vannacci è un pappagallo praticamente. Sarebbe ora che facesse anche questa clip su Instagram, visto che sono così bravi i suoi amici. Vannacci pappagallo, Salvini, la Lega, dice una cosa e Vannacci la ripete. E che noi l'abbiamo detta 20 anni fa, Vannacci le arriva adesso, pensa di essere lui quello che cambia tutto quanto, invece non ha capito che quando entri sei un anello dentro in un coso che gira, puoi cambiare leggermente il percorso, ma non puoi cambiarlo più di tanto, se no si spacca tutto quanto, ok? Bisogna spiegarglielo, ma lui giustamente è un generale, mantiene la parola data. Ancora gli date voce al bibitaro, scrive questo. Se si ritornasse alle preferenze, una senatrice come la Gelmini non sarebbe mai stata votata per il bene dell'Italia. Beh, anche la Ravetto, con il bene che voglio a lei, abbiamo fatto tante foto insieme, tante trasmissioni in diretta, eccetera. Secondo Molinari non sarebbe stata rieletta ed è per questo che è passata con Vannacci. Un altro esempio sarebbe la Ronzulli e ce ne sono tanti ancora e facciamo gli esempi di quelli che non sarebbero votati. Ragazzi, in tutti i partiti è così, niente di nuovo sul fronte. La coperta della politica è sempre più corta perché sempre meno gente va a votare, l'abbiamo capito, e noi dobbiamo trovare appunto qualcuno che convinca la gente che la soluzione migliore, la meno peggio se volete, è andare a votare. E qualcuno potrebbe essere Vannacci, sicuramente, perché comunque spiega delle argomentazioni forti che la Lega ha portato avanti in questi decenni, li spiega molto bene, sfiorando diverse corde. Quindi un personaggio, lo dico contro i miei interessi, ragazzi, perché io voto Lega, dal 1987, tessera RIA, ok? Però potrebbe essere un personaggio che racconti meglio le esigenze della gente, lasciando stare Roma, per favore, basta con l'antica Roma, basta vestiti romani, Dio mio, noi siamo a Milano e vogliamo Milano capitale, vogliamo il nord che continui a trainare l'Italia, sì, facendo fatica, facendoci il culo, non vogliamo iniezioni di PNRR, soldi buttati per il sud che poi servono a organizzare le feste, gli eventi di piazza, le sagre, quelle di cui vi parlo poi in tutto Magna Magna, sono soldi che arrivano. Da dove arrivano? Tra poco ve lo dico, dai, ve lo dico tra poco. La rassegna stampa ve l'ho detto che dice cose inenarrabili sugli altri canali. Per questo che se mi state guardando sui social, schiacciate il tastino condividi e inviate questa rassegna stampa a parenti e amici, perché quello che vi dico qua gli altri canali non lo dicono, non lo possono dire perché tocchi determinati interessi. Io tocco e basta. Fammi sentire questo audio, sentire. Luca Zaia, Presidente della Repubblica. Non c'è nessun altro meglio di lui, nessuno. Ciao ragazzi, buona giornata. Io ti voglio come Maga Magò, magari io... Ma sai qual è il problema che mi fa tanto paura? Che poi quando arrivi a certe cariche
sembra che non sei più tu. Io spero che se Luca Zaia diventasse Presidente della Repubblica, veramente potrebbe dare consigli importanti, essere un giudice stupendo. Vabbè, lasciamo stare. Sapete già cosa sto per dire, Sammy Varin? Non dire sempre queste cose. Oh, mica devo sempre dire tutto, a volte mi passano dei pensieri. Chi mi conosce, chi ascolta questa trasmissione, magari sa a cosa mi riferisco. Non devo mica sempre ripetere ogni giorno le stesse cose. Che noia. Andiamo sulla stampa. Scontro sui controlli facciali. Ma secondo voi perché non piace sta cosa? Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza. PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Ma se non hai nulla da nascondere, perché devi avere problemi se ti fanno il filmino? Io sono contento se mi fanno il filmino, tanto te lo fanno dappertutto, manca solo al cesso, forse te lo fanno anche lì, ma insomma se vogliono vedere quello che ho io faccio vedere. Allora, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'AI, intelligenza artificiale. Il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino. È per quello che li hanno rilasciati, perché ma no, vi conosciamo già, ciao, arrivederci. 2 ne hanno arrestati, 2. Il GIP, azione violenta preordinata e concertata. E qui non c'entra niente la politica, ragazzi. Cioè, chi ha deciso di arrestarli non è certo il ministro dell'interno né quello della difesa. Chiaro che io sto per dire cose. Se fossi ministro dell'interno alzerei il ditino dicendo: scusa, quanti controlli avete fatto? 3.300? E quanti ne avete arrestati? 4? Di cui 2 li avete liberati? C'è qualcosa che non va? Punto di domanda, ma sono io che penso male, giuro. Una bella notizia tra i tanti amici che mi seguono che avete più di 70 anni: la carta d'identità sarà infinita come la vostra vita, infinita, non morirete mai e la vostra carta d'identità non ha più scadenza. Oggi, 30 luglio, parte la CIE a vita per gli over 70. Che culo! Il 3 agosto invece la vecchia carta d'identità va in pensione per chi deve varcare un confine. Da quel giorno per volare all'estero servirà solo documento elettronico o il passaporto, e nel passaggio dalla carta al chip c'è anche una terza novità più silenziosa, ma non ce lo dice in prima pagina il quotidiano che sto leggendo, il quotidiano La Stampa, e quindi la dovete comprare per forza, tanto lo so che non la comprate, ma per questa notizia la comprerete. Guarda qua, taglio alto. Imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia. L'esecutivo apre alle richieste delle regioni. Pronte le aree di accelerazione. Allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. Che vuol dire tutta sta roba? Niente zona economica speciale come avviene a sud, la famosa ZES. Perché? Perché noi del nord andiamo troppo bene e dovremmo andare peggio per avere queste zone economiche speciali. Sono i vincoli europei che dicono questa cosa, ma un piano per individuare una serie di aree di accelerazione industriale, sì. Questa è la strada indicata dall'esecutivo ai governatori delle regioni del nord che da mesi chiedono una svolta. Intanto, dopo 10 trimestri consecutivi di recupero, i salari tornano a perdere rispetto all'inflazione, secondo i dati dell'Istat. Abbiamo visto, l'inflazione si alza e i salari stanno indietro. Titoli principali sul quotidiano La Stampa, che ci piace sfogliare perché giustamente gli argomenti comunque sono quelli che ci interessano. Da una parte, giù il potere d'acquisto, ora è allarme sui salari che sono più bassi dell'inflazione. Lo dice l'Istat, nel secondo trimestre le retribuzioni crescono meno del carovita, quindi tutto aumenta, i nostri stipendi no. È la prima volta dopo oltre 2 anni, contratti in ritardo e stipendi fermi.
non vi raccontiamo che noi giornalisti aspettiamo il nuovo contratto da 10 anni e non ve lo stiamo neanche a raccontare. Gasolio, distributori nel mirino, in 3.000 non hanno applicato lo sconto. Il garante dei prezzi ha trasmesso la lista della Guardia di Finanza, dopo le verifiche scatta il penale e vorremmo capire che magari qualcuno ci facesse sapere. Dopo proviamo a chiamare Mr. Prezzi, chiediamo a lui se effettivamente qualcuno è stato condannato o che insomma abbia avuto una tirata d'orecchie, e per Mr. Prezzi questa cosa è facile, molto facile. Noi non abbiamo saputo niente né di Mr. Prezzi né di qualcuno che sia stato punito perché ci ha preso per il culo non diminuendo la benzina o il gasolio quando doveva diminuirlo. Passiamo a pagina 3, Calemei. Si parla di Nord. Ecco il piano del governo. Tempi rapidi per chi investe. Quindi non è una vera e propria ZES, ma è una PSES, ok? Una PSES, c'è un altro nome, che è una cosa che non si può dire. Niente ZES, ma aree di accelerazione industriale. Quindi ACI, facciamo così, allora, Torino punta sull'auto, insomma, tempi rapidi per chi investe vuol dire meno burocrazia. Niente zona economica speciale come avviene per il Sud, perché i vincoli europei non la consentono, ma un piano per individuare una serie di aree di accelerazione industriale, strumenti in grado di semplificare gli investimenti e spingere la riconversione dei siti industriali. E questa è la strada indicata dall'esecutivo ai governatori delle regioni del Nord, che da mesi chiedono una svolta per accompagnare la trasformazione del tessuto produttivo e sostenere i comparti più esposti alla crisi. La proposta è emersa ieri al tavolo convocato al Mimit dal ministro Urso con i rappresentanti delle regioni. Qualcosa si muove? Pare proprio di sì. Si toglie un po' di burocrazia al Nord? Ci piace, se poi questo è accompagnata dal nuovo federalismo, dalla nuova autonomia che pare ormai ai nastri di partenza, ci piace ancora di più, perché vorrei ricordare che è il Nord che tira la locomotiva Italia, al di là del fatto che adesso arrivano le notizie che il Sud fa più PIL, che ce l'ha più lungo di noi il PIL. Sì, con tutte le iniezioni che gli hanno fatto, è logico che il PIL ti diventa più lungo, ma poi se non gliene fai più il PIL ritorna piccino. Il PIL. C'è il qui Parlamento? Dimmelo subito, mi guardi con una faccia come che stessi parlando di chissà che cosa. Parlavo del PIL. Ci fermiamo, parliamo di medicinali essenziali con Simona Loizzo. Qui Parlamento. La deputata Loizzo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola, prego. Penultima interrogazione della Lega, onorevole Loizzo. Poniamo l'attenzione su un tema molto caro alla Lega, la sovranità farmaceutica, intesa come capacità di garantire un accesso continuo, sicuro ed equo ai medicinali essenziali e ai principi attivi. India e Cina producono quasi il 50% dei principi attivi farmaceutici e arriviamo fino all'80% per quanto riguarda gli antibiotici. Tale concentrazione produttiva espone il nostro Paese a rischi significativi in termini di carenze, interruzioni logistiche e vulnerabilità geopolitiche. L'Unione Europea ha già fatto qualcosa e parallelamente il governo italiano ha intrapreso un percorso di riforma organica della legislazione farmaceutica. Noi pretendiamo il reshoring, cioè il ritorno a casa delle nostre produzioni di principi attivi farmaceutici. Quindi chiediamo al Ministro quale intervento intenda adottare per garantire la continuità dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e dei relativi principi attivi, riducendo la dipendenza da India e Cina del nostro Paese, garantendo la nostra filiera farmaceutica nazionale. Grazie. Ringrazio. Ministro Schillaci, a lei la parola per la risposta, prego. Gli onorevoli interroganti, li ringrazio davvero perché pongono un tema che riguarda la sicurezza nazionale, prima ancora che la sua economia. Quando un farmaco essenziale non arriva sullo scaffale di una farmacia, in un ospedale, non è una questione di bilancia commerciale, è una questione di salute
di persone che aspettano una cura, che hanno diritto a trovarla. Per troppo tempo abbiamo guardato ai medicinali con una lente soltanto economica, prezzo, rimborso, spesa. Oggi il paradigma cambia. La disponibilità di un farmaco è sicurezza nazionale, esattamente come l'energia o le materie prime. Partiamo dai fatti senza nasconderli. Come ricordano gli stessi interroganti, oggi Cina e India coprono oltre la metà della produzione mondiale di principi attivi. Per alcune categorie essenziali, penso agli antibiotici, si supera l'80%. Ma davanti a questa fragilità l'Italia non guarda, presidia. L'Agenzia Italiana del Farmaco monitora le carenze, autorizza importazioni straordinarie quando serve, pone limiti alle esportazioni parallele, indica le alternative terapeutiche, strumenti concreti. E non è teoria, è una macchina già in funzione. Abbiamo il tavolo tecnico in disponibilità coordinato da AIFA, che ha dato prova di efficacia proprio negli anni più duri della pandemia, che stiamo ulteriormente rafforzando. E accanto presso il Ministero trova un tavolo permanente sull'approvvigionamento dei farmaci, che ha il compito di intercettare le criticità prima che diventino emergenze. Certo, da soli non basta, la sovranità farmaceutica si costruisce anche in Europa. Il Critical Medicine Act richiamato dagli interroganti va in questa direzione, una cooperazione strutturata tra istituzioni europee, autorità nazionali e industria. Significa agire insieme sulle carenze, ridurre la competizione fra Stati membri per accaparrarsi le stesse dosi, portare trasparenza nella filiera. In questo tavolo l'Italia c'è e spinge, lo fa con un ruolo di primo piano. Vanno incoraggiati poi i nostri parlamentari europei a supportare il ruolo dell'Italia nel finanziare il reshoring. E qui il vero cambiamento di passo: riportare a casa le produzioni strategiche a un costo iniziale, è vero, ma è un investimento sulla salute, sul lavoro qualificato, sul know-how industriale che non possiamo permetterci di perdere. La sovranità farmaceutica non è uno slogan, è la garanzia che quando serve la cura ci sia, per tutti, nessuno escluso. E questo, da medico, prima ancora che da ministro, resta l'impegno che sento più mio. Infine segnalo che alcuni dei quesiti giustamente posti dall'interrogante troveranno certamente risposta nel disegno di legge delega per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica. Grazie. È in corso un tavolo tecnico con AIFA per il rafforzamento della filiera farmaceutica nazionale. Si lavora a un tavolo permanente. Il ministro Schillaci per la qualità della risposta. È vero, e noi abbiamo bisogno che l'Europa faccia il suo, che i nostri parlamentari europei difendano la sovranità farmaceutica nazionale. Nel contempo ringrazio il Ministro per la costituzione del tavolo interministeriale sulla sovranità, che ha il compito e il fine ultimo di assicurare il coordinamento strutturato delle politiche in materia, dialogando con l'Europa in maniera responsabile, perché noi come Paese membro abbiamo lo stesso diritto di altri Paesi a produrre farmaci, anche perché le aziende italiane rappresentano un fiore all'occhiello del Made in Italy e non devono essere penalizzate dalla concorrenza asiatica. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ho litigato con Dio, non sopportavo il brusio dei miei pensieri più torbidi. Io non sapevo che lui agiva in quella nebbia, lui vedeva molto di più. Chi sono io per meritare il suo amore, la sua cura, la sua mano su di me? Io che non vedevo una via di uscita e mi sentivo così sbagliata, ma in fondo non mi accorgevo che a pensare a me c'era sempre solo Dio.
asciugato lacrime e ritrovato me nei labirinti che mai avrei pensato. Ho fatto pace con Dio, Lui è il vero amico mio, nei miei pensieri autentici. Io non sapevo che Lui agiva, che in quella nebbia Lui vedeva molto di più. Chi sono io per meritare il suo amore, la sua cura, la sua mano su di me? Io che non vedevo una via di uscita e mi sentivo così sbagliata, ma in fondo non mi accorgevo che a pensare a me c'era sempre solo Dio. Chi sono io per meritare il suo amore, la sua cura, la sua mano su di me? Io che non vedevo una via di uscita e mi sentivo così sbagliata, ma in fondo non mi accorgevo che a pensare a me c'era sempre solo Dio il Re. Che bella la fede signori, ogni giovedì su queste frequenze alle ore 9 parliamo di fede con una canzone di Christian Music. Oggi abbiamo trasmesso Vinci se volete con la Y finale, è Vincenza Lobosco. Questo è il suo album d'esordio, si chiama Adorando e segna il percorso personale dell'artista, segnato da un passato difficile con sofferenze e momenti di smarrimento, come capita spesso a tutti noi. Scritto e prodotto da Angelo Maugeri per Hopeful Music, la prima etichetta discografica di musica cristiana. Chi sono io per meritare di Vincenza Lobosco, la canzone cristiana di questo giovedì. Con il buongiorno rinnovato, microfono verde per Sammy Varin, l'avete notato in tanti, me lo state scrivendo così mi state stranamente stamattina mostrando tante cose che indossate, perché il vero leghista c'ha sempre un qualcosa di riconoscimento, dal fazzoletto verde, chiaramente il guerriero, la spilletta con il guerriero. Io non ho tatuaggi, devo dire. Tu hai tatuaggi? Neanche tu, Simone. Ecco, dovremmo prendere questa decisione. Sono sempre indeciso se farmi un piccolo guerrierino come tatuaggio, il guerriero con lo spadone della Lega. È l'unico tatuaggino che mi piacerebbe fare e chiedo a voi, cari ascoltatori, un consiglio. Lo vedete Sammy Varin con un tatuaggino piccolino, con il guerriero, con lo spadone, o è una cacchiata? Soprattutto a 60 anni. 340 6709 659 o anche un microfono, scusa, uno che fa radio da 50 anni, un microfono qui sul crapun, cosa ne dici? Sì? Quando mi dice sì lo dice come ai matti. No, non mi fido del tuo sì. 340 6709 659, fatemi avere il vostro pensiero, che è importante, mentre qui arrivano un fracco di WhatsApp che mi dicono di proseguire in questo bel esperimento che abbiamo fatto lunedì con questo nuovo format di trasmissioni, ma giustamente molti mi dicono: mi raccomando, leggete più messaggi, fate parlare la gente. Sì, fate parlare la gente, ma tecnicamente non è così facile, ve lo dico da uno appunto che fa radio. Siccome è una trasmissione multipiattaforma, transmediale, fa paura questo nome, vuol dire che non andiamo soltanto in radio, che già è un casino, ve ne siete accorti quando apriamo le linee, perché sentite molto in ritardo quello che esce dalla vostra radiolina o dal vostro computer, mentre vi trovate al telefono e sentite come se fosse un altro che sta parlando, capisci? E già qua a volte è un casino. Con i social
è ancora più casino, nel senso che la lontananza è ancora di più, quindi magari ci sono 2-3 minuti di diversità, siamo sfasati di tanto e quindi a volte si crea una problematica per cui nei primi minuti uno continua a dire pronto, pronto, non sente la sua voce, non capisce con chi sta parlando perché stiamo parlando d'altro e ti sembra che non devi parlare e si perdono a volte dei minuti dicendo sì, mi senti, devi abbassare la radio, mi devi ascoltare dal telefono. Conviene tutto questo? E allora io ho proposto, stiamo inizialmente sui messaggi anche audio, i WhatsApp che mi state inviando adesso, utilizziamo questi al numero 340 6709 659 proprio per partecipare a questa trasmissione che ricomincerà a settembre, guest star, e che ascolterete comunque domenica intorno alle 11 andrà in onda in replica e anche vorrei mandarla questa sera, mi piace sta cosa, che sono io che mi sto occupando delle repliche perché Vincent buone vacanze è in ferie e allora sì, amore, posso decidere quando mi mando in onda, capito? E qui, anche perché ci sono solo io alcune volte. E quindi guest star la mando in onda questa sera dopo il Liberamente alle ore 21. Vi va bene? Lo metto ai voti? Liberamente, quindi la replica dell'editoriale del nostro direttore che va in onda alle 9:30, la andrà in onda questa sera alle ore 21. Subito dopo vi mando in onda la trasmissione che abbiamo fatto lunedì sera con Sammy Varin, Alessandro Morelli e l'ospitone Claudio Borghi Aquilini, così chi non l'ha ascoltato si fa un'idea di quanto interessante possa essere. Ripeto, era soltanto la puntata 0, ragazzi, i fuochi artificiali devono ancora arrivare. E c'è un messaggio audio? Sì, e allora sentiamolo, dai. Buongiorno. Buongiorno. E io mi domando, già un po' di tempo, ma adesso è arrivato proprio l'apice della sopportazione. Tutte le esternazioni velenose, magari fossero solo velene, proprio le più schifose che possano esistere a questo mondo, di Calenda e compagni, ma non è possibile, non ci sta una bella querela, perché questi buttano a raffica dei titoli che sono se stessi, che sarebbero loro stessi quei titoli che loro buttano su Salvini. Hanno un'invidia dentro, ma un'invidia tale che li acceca, che non riescono nemmeno a capire il senso di di quegli aggettivi, no? Quegli aggettivi che danno a Salvini. Hanno questa invidia perché loro non hanno né idee né proposte, sono proprio, ma proprio zero assoluto. E allora danno questi aggettivi così ignobili, così anche assurdi, non lo so, su Salvini, e fare una bella querela, no? Salvini dice che perde tempo, no, poi soprattutto se ci saranno dei soldi che verranno riconosciuti e deve darli poi anche a proprio come dire, destinarli a noi, a questi, veramente a noi handicappati, ecco, a queste associazioni pensavo che a seguono noi. questi poveretti, ecco, questi più, diciamo, meno fortunati, ecco. Vedete un po' se è possibile. Grazie. Naturalmente stavo scherzando, ci mancherebbe, i soldi vadano veramente a chi è giusto che vadano. E querele, ma ce ne sono in ballo così tante che a volte, sai, non si sta neanche lì a dirlo. So che ne sono partite ultimamente anche per qualche giornale che ha scritto cose che non erano né in cielo né in terra e che poi hanno fatto chiacchierare moltissimo i social, ma guarda caso nessun altro giornalone. Ritorno in quota con i quotidiani, ragazzi, perché sono le 9:11, oggi siamo anche in versione corta, alle 11:30 c'è la Lega Liguria. Per ricordarvi questa cosa bella, c'è un paginone oggi sul quotidiano La Stampa
carta d'identità senza scadenza, scatta la rivoluzione per gli over 70. Se avete più di 70 anni, da oggi la carta d'identità è infinita, come la vostra vita. Nuove regole sull'edilizia. Da aprile, se il comune non risponde entro i termini, il cittadino può autocertificare il decorso dei termini e fare mutui, rogiti, cantieri prima che restassero bloccati, che prima restavano bloccati, ok? Se il comune non risponde entro un mese o quello che sono i termini. Pagamenti elettronici. Stop all'obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei pagamenti elettronici. Bar, negozi, professionisti risparmiano tempo e costi di archiviazione. Tessera elettorale, la norma che la introduce è già legge, ma il Ministero dell'Interno ha tempo fino ad aprile per un decreto attuativo che ne definisca caratteristiche e tecniche privacy. Stiamo a vedere che succederà. Carta d'identità, ricordate, dal 3 agosto si va all'estero solo con quella elettronica. Sulla carta d'identità elettronica sarà anche inserito il consenso o il diniego per la donazione degli organi, che è una cosa molto bella. L'obiettivo è sgravare i più anziani dalle code, liberando posti per gli altri cittadini. E poi ricordiamo che la carta d'identità elettronica serve anche per tante cosettine che potete fare col vostro cellulare, e andate da un figlio o un nipote e ve lo fate spiegare. Per entrare ad esempio nel fascicolo sanitario non c'è bisogno di avere la storia della posta, che adesso bisogna anche pagare ogni tot, eccetera. Con la carta d'identità elettronica è tutto gratis, ma non sto qui ad annoiarvi. Chiedete a vostro figlio o a vostro nipote. Andiamo a Genova, signori, e il quotidiano La Stampa parla male della sindaca di Genova. Genova si scopre più cara e insicura. Vacilla la luna di miele con Silvia Salis. La sindaca di Genova sotto il fuoco amico. Vincenzi dice: va a New York a parlare della città, ma sul resto sono in attesa di capire. Picciocchi, ex candidato sindaco del centrodestra: credo che si sia montata la testa. Non penso che diventerà premier, ma potrebbe scegliere la strada del Parlamento. Andrea Orlando, consigliere regionale del PD: ha ereditato una città che era un campo minato. Non essere saltata in aria in questi mesi mi sembra molto positivo. Ah beh, che sta succedendo? La luna di miele è finita? Per la prima volta la sindaca di Genova, Silvia Salis, astro nascente della politica italiana, è stata duramente criticata dai suoi alleati. È successo proprio qui, nella città che amministra, dove la tassa rifiuti sarà più alta in media del 5,7% per ogni famiglia. La notizia di un aumento della Tari, mai espressa dal comune ai tavoli di confronto e presa a mezzo stampa, rappresenta un fatto grave, sia nel merito sia nel metodo, ha scritto la CGIL in un comunicato poi sparito dai portali ufficiali, come se si trattasse di un caso di lesa maestà. È la prima volta che la sindaca deve difendersi dal fuoco amico. Ma qua mi fermo, l'articolone oggi sulla Stampa merita. E poi ci sono tutti gli esempi: la partecipazione a eventi particolari, la DJ Charlotte De Witt, la sindaca Salis, l'11 aprile ha partecipato a un DJ set gratuito in piazza Matteotti organizzato dal comune, che ha attirato con la DJ Charlotte De Witt 20.000 persone. È stata criticata sui social per i video in cui ballava scatenata in console tra la folla. E lo aveva fatto anche Salvini, è vero, non si possono fare ste cose. Il 13 giugno 2026 è intervenuta durante il corteo annuale per i diritti LGBTQIA+. La sindaca ha partecipato attivamente insieme a buona parte della sua giunta comunale, attaccando in particolare Vannacci. La destra locale ha criticato la forte politicizzazione del suo intervento. In piazza per Gaza, Silvia Salis ha partecipato ai cortei di agosto e settembre 2025 e a quello di aprile 2026. Salis è salita sul palco indossando la fascia tricolore, pronunciando le parole come Palestina libera e stop al genocidio. Le critiche sono arrivate per l'uso di simboli istituzionali a manifestazioni di parte, e le critiche proseguono. Le trovate a pagina 15 del quotidiano La Stampa. Fa caldo anche in collina, fa troppo caldo, la vendemmia è già cominciata. Bisogna adattarsi al clima.
Pagina 18. Dopo Sicilia e Oltrepò Pavese, in questi giorni si parte anche in Piemonte. L'acqua sarà il grande tema del futuro. Dobbiamo guardare al futuro in modo nuovo, scrive il barolista Claudio Conterno. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Giro di nuovo pagina e giro anche quotidiano, perché mi dicono che sul quotidiano La Verità c'è qualcosa che ci piace. Follia, più reati fa, più resta in Italia. L'incredibile storia di un nigeriano. Le leggi non servono se non si applicano. Arrivato nel 2014, è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è libero con lo status di rifugiato politico. Perché ha sempre il raffreddore, per caso? Martedì ha menato 2 passanti a Padova, la punizione? Il foglio di via. E poi vedi che fare. Il collaboratore di Report che si è finto vittima di un attentato alla Ranucci, signori. È tutto da vedere se non l'avete ancora visto. La regione Puglia che ha spinto per fare chiudere l'Ilva. Anche questa notiziona. Ma noi andiamo a pagina 2. Nelle piscine di mezza Italia si nuota nella Sharia. Vietati i tuffi agli uomini, ragazzi. 10 anni fa, che ero comunque qui a parlare a Radio Padania Libera, leggere una roba del genere mi sarebbe veramente saltato qualche cosa, eppure sembrava fantascienza. Adesso è normale. A Roma una struttura pubblica fissa con l'avallo del PD, orari riservati solo alle donne, di fatto alle musulmane in burkini, solo a loro. Fratelli d'Italia annuncia una interrogazione. Avete visto? Se ne parla oggi con un paginone anche sul quotidiano La Verità. Ma non soltanto di questo, signori. Io vado a pagina 8 in taglio basso, perché a proposito di feste e di sagre e di iniezioni di soldi a certe parti d'Italia, Fico, governatore campano, si incorona re delle sagre. Il governatore campano torna alle mancette e stanzia 2 dei 4 milioni del bilancio regionale per le feste di paese. Sullo street food e i villaggi di Natale batte pure lo sceriffo De Luca. Niente che io abbia qualcosa contro le feste di paese, ne parlo nella trasmissione Tutto un magna magna, ma mi sono accorto da sempre, soprattutto per gli artisti indipendenti che intervisto, che me lo dicono chiaramente, mi dicono: ma qui al nord perché fate poche cose? Sì, effettivamente tutti i soldi vanno al sud per questi eventi. Qui al nord pensiamo a qualche cosa di più serio, magari a sistemare i marciapiedi della città, a fare una rotonda dove c'è bisogno, a sistemare dove effettivamente la gente fa fatica a passare. I tanto sbandierati nemici della casta e degli sprechi, conosciuti come i famigerati 5 Stelle, tornano a dare mancette in Campania con il loro presidente della regione Roberto Fico. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, 2 dei 4 milioni di euro che il bilancio della regione Campania stanzia per le cosiddette esigenze provenienti dal Consiglio regionale finiscono a sagre di paese, 1,5 milioni di euro. Feste patronali, 220.000 euro, villaggi di Natale, 200.000 euro, prodotti tipici e spettacoli pirotecnici tramite un lungo elenco di finanziamenti che i consiglieri regionali hanno proposto. I contributi rispetto all'anno scorso sono addirittura cresciuti e da fondi di politica territoriale sembrano addirittura tramutati in vere e proprie donazioni alle diverse realtà locali. Questo è quanto è stato deciso ieri con un assestamento di bilancio di previsione per il triennio 26-28, in particolare per quanto riguarda gli interventi finanziati. E qua mi fermo, ma avete capito che effettivamente è roba interessante quando diciamo che qui al nord pensiamo a certe cose, al sud pensano ad altre. Tu dici perché è autonomia anche questa? Sì, dico niente, ho detto qualcosa, no. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, e intanto apro anche le linee. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dirmi in diretta,
chiamate il numero fisso 02 9294 7222, mentre i messaggi WhatsApp li leggo poi alle 11. Bomba di Grillo sul campo largo è il titolo principale, ma tra le segnalazioni in prima pagina sul Libero, in Ottava arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, e anche questa qua: indagato il Vannacciano, megafono del generale, con i suoi 50 giornali. Fabio Rubini. Luca Carleo, uomo forte di Roberto Vannacci in Lombardia, è finito al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza. Le ipotesi di reato che vengono contestate a lui e ai soci del gruppo Ops, di cui è direttore generale e che controlla una cinquantina di testate locali cartacee online, sono quelle di manipolazioni del mercato, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, false comunicazioni sociali per le società quotate, formazione fittizia di capitale, malversazioni di erogazioni pubbliche e responsabilità amministrativa nelle società per reati commessi a loro vantaggio da parte degli amministratori. Se volete saperne di più di questa notizia, è il megafono del generale Vannacci indagato, se ne parla sul Libero, anche su altri quotidiani per fortuna. 02 9294 7222. Pronto? Pronto, mi senti? Ciao, buongiorno. Ciao, chiamo da Trieste. Allora ho seguito la trasmissione, però mancava l'entrata in diretta perché leggevate i WhatsApp che vi facevano comodo. Allora, come ti ho già detto, la mia città confina con la Slovenia e la Slovenia è in Europa, vero? Come mai la benzina costa 1,6 e 1,7? Allora si può fare, è una scelta economica. Come ti ho già detto, il governo non fa debito, come la sinistra e i 5 Stelle hanno lasciato un buco di 150 miliardi. Vuoi lasciare i conti in ordine e perdere le elezioni? Bisogna spendere. Guardate i video di Vannacci ed avrete molte risposte che la Lega non dà più perché siete ormai un partito di poltronari. Io sul 730 ho barato il D43, mi sono turato il naso, spero non sia l'ultima volta. Va bene? Quindi cerchiamo di ritornare con la testa sulla terra, per piacere. Ciao. Grazie caro. Certo, se tornare con la testa sulla terra vuol dire far fallire l'Italia togliendo le accise, lo possiamo fare. Probabilmente la Slovenia ha meno accise di quante ne abbiamo noi e quindi lì costa di meno. Semplicemente ha avuto meno contratti forse da firmare rispetto a noi, come quello dei ferrovieri, meno guerre da sistemare, da pagare, la guerra in Abissinia, quelle cosettine lì. Sì, sono cose che fanno ridere, ragazzi miei, sono cose che fanno ridere. Bisogna decidere di toglierne almeno qualcuna di queste accise, sono d'accordo. Poi che Vannacci sia quello che risolve tutti i problemi, perdonami, lo sai che io sono innamorato del generale Vannacci, probabilmente non gli ridarei più la mano perché non mi fido. Uno che mi dà la mano mi promette e poi un generale che tradisce, secondo me è vergognoso, però penso che sia uno dei pochi comunicatori efficaci in questo momento in Italia. Però pensare che arriva Vannacci e risolve tutti i problemi, perdonami, sono in politica, non sono mai stato candidato, ma sono qua come monitor della politica, monitoriamo la politica da decenni e non c'è nessuno che può fare questa magia. Bisogna fare squadra tutti insieme su un determinato programma di governo. Fa ridere, ma è così. Altrimenti potere assoluto? Il potere assoluto te lo danno sulla testa i giudici e i magistrati. Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao. Come va? Bene, sono contento. Io invece per me va male perché sono incazzato come una belva. Racconta. Allora, primo, tanto per cambiare, perché io sono un incazzo al mattino e non sono contento. Allora, tanto per cambiare, delinquenti in giro, arrestati e messi fuori, va bene? Allora, a questi signori giudici, grazie a Dio stamattina li chiamo signore, altrimenti avrei altri epiteti molto più coloriti, cosa fanno? Magari se qualcuno avesse votato sì al famoso referendum, qualche controllino in più l'avrebbero avuto. Invece coloro i quali hanno votato no, per me sono dei criminali come quelli che vengono arrestati e messi fuori.
perché se qualcuno di quei figli di mignotta che vengono messi fuori ma ammazzano qualcuno a me caro, io me la dovrei prendere con quelli che hanno fatto sì che quella legge non andasse in porto, e questo è il discorso. Secondo, notavo, quelli hanno già rotto veramente lo scatolame in una maniera spaventosa. Ne hanno arrestati, quanti identificati? 3.000. Io ho visto gli scontri, io abito nelle valli del Canavese, non in Val di Susa, ma cambia poco, siamo sempre in Piemonte. Un metodo per risolvere il problema, il metodo Bava Beccaris. Con quel metodo stai tranquillo che non ne vedi più uno il giorno dopo. Solo che, per la carità, Madonna mia, cosa ho detto? Metodo Bava Beccari, sì, quando fu applicato era sbagliato, perché quei poveretti erano operai che non c'entravano un tubo, e mi pare a Milano successe. Invece con quei figli di buona mamma sarebbe l'unico metodo per metterli in riga, altrimenti quelli continueranno a sfasciare, fare i cavolacci luridi loro, e nessuno continuerà a loro far nulla, ok? Ti saluto e ciao, grazie dell'attenzione. Ma che, grazie a te. Vivendo belli caldi, al di là comunque della violenza, della veemenza che noi portiamo avanti, ma soltanto con le parole, non dimentichiamolo. Chiaro, a me fa arrabbiare questa situazione che ne hanno identificati in Val di Susa 3.300 e ne hanno arrestati 2, perché altri 2 li hanno appena liberati. Mi viene in mente che ci siano stati ordini dall'alto, perché era appena caduto il fattaccio di Fakir a Bologna, e se avessero torto un capello, sempre che gli avessero i capelli, perché erano tutti bardati, non si vedevano proprio, non si vedeva nulla di loro, se avessero fatto male a qualcuno di questi probabilmente sarebbe caduto un altro casino. Forse bisognava avere un po' più di coraggio, oppure voglio esagerare, ma naturalmente sto scherzando. Lo dico ridendo. Avremmo dovuto avere forse un altro ministro dell'interno? Punto di domanda. Ma sto scherzando. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, mi sente? Quella. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Gino. Concordo con quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Il referendum è stato un qualcosa sottovalutato, è stato un grande sbaglio politico da parte del centrodestra, che non ha dato importanza, Questa è la prima cosa. È la colpa del centrodestra, che ha sbagliato completamente sul referendum. Secondo, c'è anche l'immaturità della gente, delle persone che vanno a votare, sono immature, non capiscono, non si rendono conto, o chi ci va è soggiogato dalla sinistra. Questo per il referendum. Altro argomento, il Vannacci, ma lasciatelo perdere, mandatelo a quel paese. Anzi, se fosse per me, se fossi ministro della difesa, lo richiamerei con forza a rientrare nei ranghi dell'esercito, perché lui è nato là e deve stare lì, o se no se ne va in pensione, se ne va. E farà la fine degli altri generali che si sono presentati in politica. Poi nulla, nient'altro, cosa devo dirvi? Buongiorno. Grazie, buongiorno a te, grazie. Ma io ce l'ho soprattutto con i cambi di casacca, capito? Per quello che anche la Lega sta portando avanti un qualche cosa di importante che non vieti, ma che faccia in modo che chi cambia la casacca non riceva più un euro, che si deva dimettere. Sono varie le possibilità, ma se tu hai votato quel personaggio per un partito, deve continuare a militare in quel partito, portare avanti quello che è il programma per cui l'hai votato. Insomma, abbiamo dei deputati della Lega che fino a ieri parlavano di autonomia, l'autonomia è importantissima, cavolo, il territorio, dare più potere ai territori, aiutare maggiormente i cittadini, e poi sono andati con il centralista Vannacci. È una roba che non può esistere e fa perdere quel poco di fiducia che la gente ancora ha nella politica. Ultima segnalazione, sto per andarmene, e anche sul Libero a pagina 19 si parla della Coca-Cola. La Coca-Cola è stata un'idea dei frati. L'antica ricetta scoperta in un convento di Firenze. Dall'archivio della farmacia di San Marco rispunta il volantino di questo ricostituente a base di foglie di coca boliviana e noce di
cola. Gli ingredienti sono identici alla famosa bevanda inventata da Pemberton negli Stati Uniti. Chi ci avrà ragione? Misteri, apparizioni, sparizioni. Io non lo so e per il momento mi fermo qua. Ma restate in ascolto, tra pochissimo arriva l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e alle 11 ritorno con voi con un artista di musica indipendente, Salvatore Bosco, ma anche con tutti i vostri messaggi WhatsApp arrivati al 340 67 09 659 e vedremo dove ci porterete.